Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati, o forse è meglio dire buon pranzo, beh sicuramente sì, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento che come sapete si svolge proprio in diretta dalla Blue Music in via Stazzone al numero 59, 30 minuti con quest'oggi insieme a noi lui, Davide Arezzi. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pranzo, ciao carissima Mary e buon pomeriggio a tutti i telespettatori che stanno guardando questa nuova esperienza, diciamo, televisiva ideata dalla Blue Music. Esatto, infatti proprio per questo dobbiamo ringraziare gli ideatori di questo nuovo programma, ovvero Nino Marchi e Mario Parise, il maestro Mario Parise. Ecco, gli mandiamo un grande bacione. Allora, nuovo programma, Davide, 30 minuti con... Sembra oggi... di essere un po' a Striscia la notizia. Vero, mi piace questo però molto, molto bello, un'idea particolare, una cosa mai vista. Oggi ci dedichiamo a te. Impossibile. Sì, oggi sei tutto nostro, Vero. 30 minuti tutto nostro, tutto vai, per che i bella nostri cosa. telespettatori. Bellissimo, Allora, io voglio iniziare subito a parlare con te chiedendoti come nasce, da dove nasce, perché la voglia, Davide Arezzi, vogliamo capire tu, no, non mi fare le solite risposte. No, perché ti sto dicendo come nasce Davide Arezzi da mia mamma, stavo dicendo, quindi a cui mando un bacione a mia mamma e a mio padre che ci stanno seguendo mentre mangiano. Li saluto anch'io. Quindi buon pranzo a tutti. No, voglio capire la voglia dal punto di vista artistico. Ecco. Davide Arezzi non è ancora nato artisticamente, perché ancora Davide Arezzi sta intraprendendo una strada di crescita, quindi questa è una cosa che voglio precisare. La mia passione è nata la passione, diciamo che è nata nel 2007, sì, quando eravamo ad una comunione di mia cugina, che c'era il solito karaoke, le solite cose, diciamo, per fare musica, per cantare. E stavano suonando una canzone di Gigi D'Alessio, che poi è il tuo idolo, Gigi che poi è la mia fonte ispiratrice. Esatto. E stavano suonando questa canzone di Gigi D'Alessio, che è proprio Chiov, quando fa Chiov, sto cielo fa paura, eccetera eccetera. Io prendo il microfono e canto questa canzone. Mio padre ti butti all'armadio. mai, io di solito fino a quei giorni io cantavo, ascoltavo musica rap, ascoltavo i Pooh, ok. E poi ascoltavo ovviamente Gigi D'Alessio, che mi ha sempre appassionato, e quindi è nata, diciamo, questa ispirazione musicale che poi abbiamo sviluppato negli anni fino ad oggi. Aspetta, no, continua. Tu mi hai detto, eri proprio in questo compleanno, hai preso sto microfono. Sì, questa festa ho preso questo microfono, ho cantato questa canzone Chiov di Gigi D'Alessio, e mio padre l'indomani mi portò a fare, diciamo, un provino da un discografico qui a Catania, e da allora ho inciso il primo disco, che porta come titolo È tempo di musica. Era il 2008. Sì. Avevo 14 anni. Sì. Ma quella l'hai sempre scritta tu? No, quei testi non li ho scritti io, perché ancora ero, diciamo, troppo piccolo, inesperiente, okay, per capire, diciamo, come funzionava la musica. Quindi poi negli anni ho studiato canto, e fino ad oggi continuo a studiare pianoforte. Sì, perché tu comunque, oltre che a cantare, appunto, suoni, chi ti conosce mi diletto anche a scrivere alcuni brani, come ho gettato qualche brano in giro ad alcuni cantanti, e poi i miei dischi li curo interamente io. Adesso parliamo proprio dell'album, però io voglio capire anche questo, artisticamente, che abbiamo capito che Davide, Beata, quel giorno non te lo dimenticherai mai, il compleanno della cugina. La comunione. La comunione, sarà una data da ricordare. Era luglio, era bellissimo, è stata davvero una bella esperienza. Ma adesso voglio capire anche come sei arrivato a scrivere una canzone, perché forse cantare sì è facile, ma scrivere secondo me è più difficile. Guarda, scrivere è tutta una cosa improvvisata, tutta improvvisazione, quindi tu in quel momento magari provi determinati sentimenti, determinate cose, magari hai litigato con la mamma, hai litigato con la fidanzata, hai litigato oppure con gli amici, comunque hai delle determinate situazioni che ti portano poi a scrivere, diciamo, delle canzoni. Poi tutto sta ad avere anche un po' di fantasia, perché si sa che tutto quello che c'è nelle canzoni non è tutto vero. Cioè, se si scrive una canzone che mi sono lasciato con la ragazza, non per forza devo essere fidanzato e quindi mi sono lasciato, può essere anche frutto, diciamo, della fantasia, diciamo, di chi scrive. Anche perché comunque non puoi vivere tutte quelle esperienze. Assolutamente. Nella vita man mano si fanno le esperienze, questo è vero, però tutte quante in una volta. E tu calcolo che un anno è composto da 12 mesi. Esatto. In un album ci sono 10 canzoni, quindi come dovresti vivere una storia al mese diversa. Ti sei innamorato, ti sei lasciato, hai ricevuto le corna, poi non la voglio più, poi però ti poi non dormo. Poi mi pento. No, se ne fa possibile, si dice così. Come? Se ne fa possibile. Se ne fa possibile, ovviamente. No,
ti basi anche su quello che magari ti raccontano gli altri. Soprattutto su quello che si sente in giro, come appunto adesso uscirà a giorni la mia nuova canzone, il mio nuovo singolo Donna Tu, che parla della violenza sulle donne. Questa è una cosa molto io importante. non sono né donna e non sono nemmeno un uomo che fa violenza sulle donne. Però ho scritto questa canzone perché comunque in base alle cose che si sentono in giro. Esatto, di questo ne parleremo tra un pochino. Intanto sai che facciamo? Ci fermiamo con una tua canzone. Mandiamo la prima canzone, mandiamo appunto A Modo Mio, dai, la prima traccia del nuovo disco. E tra un pochino parleremo anche del disco. D'accordo. Davide Arezzi, torniamo tra poco. Pensavo rimane, potevo fornire, che sta storia che una scusa mi faceva soffrire, quando poi da gerito che sta l'ultima volta. Ma questo sentimento sempre più forte me, mi imbrugliavo ogni volta e mi faceva cadere, non rendendomi conto che perdevo soli. Ho provato più volte a cambiare per te, pensando solo a darti qualcosa di più. Non l'hai mai capito e mi volesti perdere. Non sarei mai arrivato a questo punto, lo sai. Lascio te la tua vita e tutti i giorni tuoi. L'amore vuole amore e tu non me l'hai dato mai. Adesso vivo ad occhi aperti, prendo il mondo a modo mio. La notte sogno e non mi sveglio, puse lacrime per te. Mi sento libero di fare tutto ciò che piace a me. Non me ne importa più e che la c'è stata fra me e te, la lune. Mi dispiace davvero, ma è finita così. Voglio indietro i miei giorni e che sta vita mia. Ormai che lo libro soffrono le pagine. Scrivo un'altra storia che parla di me. Non canterò canzoni che parlano di te. Ora è tempo di vivere e non pensarci più. Adesso vivo ad occhi aperti, prendo il mondo a modo mio. La notte sogno e non mi sveglio, puse lacrime per te. Mi sento libero di fare tutto ciò che piace a me. Non me ne importa più e che la c'è stata fra me e te. Adesso vivo ad occhi aperti, prendo il modo a modo mio. La notte sogno. Mi sento libero di fare tutto ciò che piace a me. Non me ne importa più e che la c'è stata fra me e te, la luna nera. Ed eccoci tornati nuovamente in diretta per questa fantastica puntata. 30 minuti con il nostro Davide Arezzi. Grazie. 30 minuti proprio dedicati a te, caro Davide, in diretta sempre, ricordiamolo, dalla Blue Music. Ringraziamo i nostri ideatori, ovvero Nino Marchi e Mario Parise. Esatto. Allora, Davide, durante la prima parte abbiamo un pochino parlato, abbiamo anzi conosciuto un po' Davide Arezzi svelato la prima volta di Davide. È carino dire la prima volta musicalmente, ovviamente la prima volta musicalmente. Dal lato artistico, una cosa molto molto carina, devo dire, anche perché eppure essendo amica tua, non l'ho lo mai conoscevo. raccontato,
agli amici ovviamente a chi me lo chiede comunque. Però è bello, però in questo modo sì. chi ti vuole bene Molto non bello, solo ti molto conoscerà meglio. Adesso invece mi voglio dedicare proprio con te alla realizzazione del tuo album, dove io ti devo fare i complimenti perché per me è un capolavoro, è davvero un capolavoro, è davvero bellissimo. E grazie anche a chi l'ha curato ovviamente. Esatto. L'album, quindi a Mario Parise per gli arrangiamenti, a Salvatore Tucci e tutto lo staff dell'ST Etna Record che ha curato sia il missaggio che le registrazioni vocali, tutti i musicisti e poi ovviamente la distribuzione che vende e distribuisce questo album in tutto il sud Italia e anche al nord Italia, ovvero la Blue Music. Esatto. Allora io voglio iniziare immediatamente con il parlare del titolo, ovvero A modo mio. Perché A modo mio? A modo mio, guarda, è appunto il mio modo di fare musica, il mio modo di scrivere i brani, ovvero quello che ho dentro, il mio modo di sentire gli arrangiamenti, il mio modo di cantare, appunto a modo mio, perché Davide Arezzi per la prima volta, diciamo che questo è il primo album che faccio come voglio io, quindi anche a partire dalla copertina un po' particolare. Adesso lo facciamo, fallo vedere un pochino. Il vinile che abbiamo fatto dentro molto vintage, ecco. No, devo dire che quindi il mio modo di cantare, perché ovviamente la musica è una cosa che si deve sentire dentro e quindi si deve fare proprio per come la si vuole. È vero. Per come la si sente, quindi ha posto a modo mio appunto per questo motivo. Questo tutte le canzoni sono state interamente scritte da te, questa cosa diciamola. Certo. Tutto testo e musica mie. Qual è? Allora, io vorrei farlo vedere ancora una volta bene, perché chi non l'ha comprato lo deve acquistare per forza, perché davvero, ragazzi, Davide, chi lo conosce sa benissimo, ma soprattutto troppo gentile. Davide scrive davvero in maniera meravigliosa. Grazie. Volevo chiederti, qual è la canzone, facciamolo vedere anche di dietro e poi lo apriamo, qual è la canzone che magari tu senti un po' più tua, oppure la canzone che hai scritto forse con una verità più sentita rispetto ad altre? Guarda, la canzone che mi appartiene personalmente, mi appartiene diciamo nell'interno diciamo di me stesso è Notti senza noi. L'ho scritta con molta passione, l'ho scritta con molto sentimento e sono anche contento perché le persone apprezzano questo brano, quindi capiscono il sentimento che ho messo in questo brano e quindi devo dire che sono molto contento. Questo diciamo che è una delle mie canzoni preferite, anche se non sembra perché comunque l'ho messa all'ultima traccia. Ecco, l'hai deciso tu. Però è appunto è come un saluto, no? Un saluto finale dell'album. Ho messo questa canzone che mi appartiene a 360 gradi. Quindi dire. Notti senza noi la senti tua? La sento mia perché l'ho scritta anche in un periodo particolare della tua vita. Della mia vita, perché comunque non è che sono così vecchio, però un momento di transizione del mio percorso, diciamo, di crescita. Bene, non raccontiamo nulla. Allora, Vita è invece un'altra di quelle canzoni che piace Vita tantissimo. è la canzone da dedicare a tutti gli innamorati, esatto. appunto, che si dedica a tutte le persone che amano. Con questa canzone hai fatto breccia. Cioè sei riuscito a colpire tante persone. Diciamo. Vita piace tantissimo. Poi comunque a me piace anche da lunedì al venerdì. Ecco, da lunedì al venerdì appunto. È molto molto bella. La canzone che una canzone molto allegra, una canzone che parla da lunedì al venerdì e poi il fine settimana affitterò una casa sulla luna. E da dove quindi ti è una cosa particolare, è una metafora anche, no? Per dire che ti posso dire che di solito il fine settimana è i giorni in cui uno sta di più con la fidanzata, con la propria donna, quindi il fine settimana ti voglio fare questo regalo bellissimo, affitto una casa sulla luna, quindi appunto da lunedì a venerdì. Ma aspetta, io ti devo chiedere una cosa, tu sei così romantico anche nella vita di tutti i giorni, quando guarda, hai una ragazza? Posso essere romantico con me stesso perché fino ad oggi non sono ancora fidanzato, ho avuto delle storie purtroppo così finite. romantico? Io sono un tipo abbastanza romantico, ma mi sa che cambierò presto. Sì, e dopo mi dici. Molto stronzo. Dopo mi dici. Siamo ora di pranzo. Ascoltiamo Notti senza noi? Ascoltiamo appunto Notti senza noi. Arriva Davide Arezzi e noi ritorniamo tra pochissimo, 30 minuti con... È iniziato tutto con un ciao, un sorriso fatto per metà, dentro gli occhi la paura di chi non sa amare. E poi quei discorsi fatti a casa mia, i progetti scritti da noi due, le risate per le mie battute un po' infantili. Mi fermavo sotto casa, l'orologio che correva,
si finiva sempre a far l'amore io e te. Quei litigi duri da capire, quelle frasi senza volontà. Era bello far la pace dopo, senza sciavanza. E adesso come stai? Chi vive i giorni tuoi? Con chi combini ancora quei disastri e piangi? A chi racconti tutti quei tuoi sogni? E come stai? Di notte con chi sei? Con chi dividi quella parte del cuscino? Chi si addormenta con il tuo respiro e pensa a te? Na na na. Io non sono mai cambiato, resto quel solito scemo che dicevi tu. Di casini se ne ho fatti tanti, ho sempre rimediato. Lo sai, incontrarti qui per caso, non sai che piacere fa. Sei ancora più bella con quel nuovo taglio di capelli. Non pensavo mai di riparlare del nostro passato, invece eccoci qua. Tu non sai che ci pregato a Dio, solo per incontrare. E adesso come stai? Chi vive i giorni tuoi? Chi resta ore e ore fermo ad aspettarti? Chi ti regala tutti quei sorrisi e come fai? Le notti senza noi. Chi resta zitto ad ascoltare i tuoi discorsi? Chissà se guardi ancora quelle foto e pensi resto qui, immobile, dentro gli occhi il tuo riflesso fa più male. Non ho mai dimenticato quei momenti insieme a te. Sogno ancora di trovarti a me vicino nel domani che verrà. Sogno ancora di trovarti a me vicino nel domani che verrà. E dopo aver ascoltato Notti E senza adesso noi, come stai? meravigliosa questa Come stai? canzone, bene, grazie. grazie. Siamo ritornati 30 minuti con appunto il nostro Davide Arezzi, fantastico programma. Ma 30 minuti anche con Mary Milani. È Certo, no, giusto? vabbè, ma conosciamo il nostro Davide, voglio dire, in questo caso. Ci sarà anche una puntata dedicata a Mary Milani. Non lo so, vediamo che cosa succede. Ringraziamo sempre la Blue Music per aver ideato questo programma. L'intera Blue Music. Esatto, dove noi ci troviamo in collaborazione con Bella Radio, questi 30 minuti dedicati a Davide. Senti, io prima di parlare di una cosa molto bella che stai facendo, perché Sì. l'hai fatta molto bella, voglio chiederti, perché automaticamente mi ci porti, perché vuoi essere stronzo con le ragazze? Lasciamo un attimo No, il non voglio Davide essere stronzo. artistico, prendiamo il Davide nella vita No, ma non è quotidiana. essere stronzo con le ragazze. Sono perché uno, diciamo, può essere anche lui stesso, diciamo, la parte sbagliata di una relazione. questo Perché sì. mica la colpa è solo, Però le solo sempre delle prese, donne. fammi capire. In Sei questo troppo caso romantico. le ho sempre prese. Va bene. Diciamo, le ho sempre prese. Le ho anche date. Infatti. Devo dire Lo la dice verità. pubblicamente. Le ho anche date perché attenzione, mica nessuno è santo in questa vita. Bravo. E chi dice che non ha mai fatto nulla di sbagliato con le ragazze non è vero, perché No, sono dice solo se ne fa possibile. sono stronzate, sono solo stronzate perché tutti siamo umani, siamo fatti di carne. Va Quindi. bene, Davide, dai, Comunque, piccola parentesi. no, comunque una parentesi è. Io scherzo nell'essere stronzo con le ragazze perché alla fine. Sei un L'amore romanticone. è la cosa più bella della vita. Poi condivisa con le persone appunto che ti danno amore. Dare e ricevere amore è la cosa più bella. Ma non solo con le ragazze, anche con la famiglia, con la mamma, con il padre, con le sorelle, Bello. con gli amici. È una cosa bellissima l'amore. È quindi vero. viva l'amore! Viva l'amore sempre. Quindi facciamo tutti l'amore, non facciamo la guerra. guerra, questo è importante. Questa è una
Senti, invece voglio parlare di questo nuovo singolo Una che proposta. stai realizzando. Insomma, all'ora di pranzo, che ore saranno? Adesso sono quasi le 14. Si scherza. Tra poco ci dobbiamo salutare, non puoi dirmi certe cose. Vabbè, si scherza. Allora, senti, invece io adesso... Fate l'amore con il sapore. Dai, mangiati lo yogurt. No, ecco. vai. Allora, senti, Dici. parliamo di questo nuovo singolo che è davvero molto molto bello. Dove ti è venuta questa Questo idea? nuovo singolo è appunto Donna Tu, che in questi giorni stiamo girando appunto le riprese del nuovo video. So che hai fatto anche un casting. Sì, hai molto scelto le particolare. ragazze. Abbiamo fatto il casting alle selezioni all'Etna Bar, a cui voglio ringraziare anche tutto, diciamo, lo staff dell'Etna Bar per la disponibilità. E niente, abbiamo trovato queste ragazze, appunto stiamo facendo questo nuovo video, questa nuova canzone, appunto Donna Tu, che parla della violenza sulle donne. È appunto una canzone di protesta, di rabbia, appunto, da parte delle donne, perché appunto la canzone dice incazzati davvero, perché se le donne si incazzano davvero verso gli uomini, Sì. sono più pericolose degli uomini, perché gli È uomini vero. in confronto alle donne, quando si incazzano, sono tanti, Diventano appunto piccolo, usano la violenza per sentirsi così grandi, ma poi non è così. E questo te lo dico io in prima persona da uomo, perché io mi vergogno ad essere uomo quando sento che magari un marito uccide una moglie O la oppure picchia, o una fa del figlia, male. eccetera eccetera. Quindi appunto ho voluto fare questa canzone anche per uscire fuori dalle solite righe, tematiche. esatto. Perché parliamo sempre d'amore, molti dicono ma parli sempre d'amore. Adesso parliamo della violenza sulle donne, che appunto è una cosa attuale, è una cosa che bisogna fermare, è una cosa a cui mi sta a cuore, quindi è giusto farla. Ma ti è venuta proprio così? Mi è venuta, diciamo che mi è stata proposta da un'associazione, appunto Una Rosa per non dimenticare, che mi ha cercato e mi ha chiesto di fare, diciamo, tra virgolette, da testimonial per questa campagna contro la violenza sulle donne, e mi hanno chiesto di realizzare questa canzone. Io con molto piacere l'ho realizzata. Senti, è una cosa davvero bellissima, ti fa molto onore. Grazie, davvero. grazie, molto molto grazie. bella. Quando pensi che bene o male riusciremo ad ascoltarla? Non lo so, questo non te lo so dire, credo fra qualche settimana sicuramente. Vabbè, diciamo che comunque nel mese di aprile ci sarà sicuramente. Sì, senz'altro, in fase di preparazione, quindi manca solo il video. Manca appunto. solo il video, dopodiché avremo il piacere di ascoltare questa canzone. No, è una cosa davvero, davvero. È una cosa molto molto bella, diciamo. E anche la canzone, le parole, tutta italiana, quindi fuori dal genere napoletano, però ovviamente rimanendo sempre nelle mie origini, quindi quello che poi può essere. È giusto, tema sempre neomelodico comunque. Sempre. Quello Sì, è no, diciamo che anche Arezzi. però diciamo che l'arrangiamento è molto particolare. Anche nella scelta dei suoni Mario si è superato, ha fatto un ottimo lavoro. Salvo Tucci ha usato anche dei macchinari particolari per la registrazione vocale, quindi sono molto molto contento. Senti, ci lasci molto in suspense in questo modo. Cioè, dobbiamo aspettare troppo tempo. E ancora, bisogna non va bene. qualche altro giorno, dai, Non qualche va altro giorno bene, ancora. Non va bene. Qualche altro giorno ancora. Qualche altro giorno ancora e finalmente riusciremo ad ascoltare questa canzone. Donna Tu. Donna Tu, dedicata proprio a tutte le donne contro la violenza, anzi. È dedicata anche agli uomini, appunto. Certo, perché per devono evitare per fare capire. di fare certe cose negative Esatto, nei confronti esatto. di una donna. Senti Davide, questi 30 minuti sono volati, sono andati peccato. via troppo veloce, però devo dire che è stata una bella esperienza, ti abbiamo conosciuto. Sai che per meglio. me è un piacere sempre condividere comunque con te, diciamo, i miei pomeriggi. Appunto noi abbiamo avuto già delle altre esperienze lavorative insieme. E sicuramente Poi ce ne saranno tante sono altre. contento perché l'amico mio Nino Marchi ha organizzato e ideato questa bella cosa insieme a Mario Paride, e sono molto contento perché vedi, è un cantante che non pensa solo per lui. Diciamo, Esatto. apriamo questa bellissima cosa a Nino tutti lo i conosciamo, cantanti, è quindi vero, è molto, una cosa molto che di cuore. mi fa molto piacere, e quindi ringrazio anche lui perché comunque poi è sempre disponibile per tutti quanti. Mario Parise. E poi volevo ricordare che per tutte le feste noi siamo disponibili. Esatto, ricorda anche la Quindi- pagina Facebook dove magari ti possono seguire Davide- per tutti i tuoi eventi. Ce ne Davide saranno Arezzi FB Page. Perfetto. Ci sono i contatti di Giovanni Ravasco, appunto il manager che Lo saluto. salutiamo, gli mandiamo un bacio. Che trovate qui in basso, giusto? Qui in basso il Esatto, numero di vai, Giovanni vai. Ravasco. E quindi con il è nostro tutto. Davide tante belle novità sicuramente. Senti, ringraziamo sempre la Blue Music per Certo. questo programma fantastico. Ringraziamo anche la nostra regia audio, ovvero il nostro Salvo Spampinato, il carissimo e grandissimo Salvo Spampinato. Mandiamo un bacione anche a lui. Io vi ricordo ovviamente che il programma andrà in replica sabato, quindi se non lo state vedendo in diretta appunto il martedì, lo potrete vedere in replica il sabato, sempre dalle 13:30 alle ore 14. Prima della Serie B, perché poi si vanno a fare le schedine. Esatto. Vinciamo qualcosa. Noi ci vediamo Mai. prossima settimana con 30 minuti con lo scopriremo. Chissà. Chissà chi è. Vieni qua, Io avviciniamoci. sono stato felicissimo di questo pomeriggio, di questo pranzo che abbiamo. Esatto. Andiamo a Ora mangiare pure noi. andiamo a mangiare perché mamma mi sta aspettando. No, tu devi offrire da mangiare a me. Ah, ora.
Andiamo a mangiare qualcosa. Vabbè, va benissimo, andiamo a mangiare insieme. Ma anche Andiamo tutti insieme. loro? Sì. Ce li portiamo? Vabbè, pagano loro. Noi siamo gli Ne ospiti. devo offrire io? No, pagano loro. Vabbè, dai. offro. Andiamo a mangiare tutti insieme. Va Offro bene. io. Ci vediamo prossima Un bacio a settimana. tutti, Grazie buona per il musica rete. e viva la Blue Music. Quale ci ascoltiamo? Come ci dico cosa. Ciao, alla prossima settimana. Ciao! Soffrirò, già lo so, nel silenzio di un'altra notte impazzirò. Senza te, chiude pensa e chiude volesse cancellare. Ma perché torna sempre in te che ancora dove stai a casa? Ma nascondere delle lacrime per non sbagliare. Che già fa per campare, si fa sempre più forte sta voglia di vasare. Come ci dico ancora che mi sono innamorato, ma non ti posso far sapere. Trattengo il fiato, come ci dico ancora che tu non mi appartiene. Sì, chi te conosce già, ti chiama amore. Ci pensa e non volesse credere che non sia mia. Spero solo che col tempo tutto si può cancellare per non sbagliare. Ma perché chiamiamo si potesse cancellare sto tempo insieme bene? Che io prova si da giù scegliere ma che colpa può tenere? Sono io che ti penso notte e giorno come fosse niente, che mi scende in da notte e non mi fa più dormire. Ma sarà tu con lui, ma non sono sicuro che sto bene può passare. Come ci